Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Hellas Cagliari. Finirà con il risultato di 1-1. Premetto che io praticamente la partita non l'ho vista perché era un compleanno, non gli buttavo un occhio ogni tanto, ma non è che la stavo guardando più di tanto, ecco, quindi non mi permetterò di dire niente per quanto riguarda la partita. Quindi molti ti diranno pure che cazzo lo fai a fare il video. Non è che ci avete tutti i torti, perché non è che ce l'avete, però comunque non mandava di far mancare un video, quindi proverò a dire quello che può significare questa partita. E secondo me vuol dire tanto. Ribadisco il concetto che secondo me è il fil rouge di questo Cagliari, che magari a livello di gioco dobbiamo ancora macinare del tutto. Stiamo avendo anche degli intoppi abbastanza importanti, vedi positivi, vedi vari infortuni e tutto quanto, però c'è un fil rouge che secondo me è fenomenale. Io sono contento di questo, che è la mentalità, e quella si sta vedendo. Personalmente io la sto vedendo, perché anche quando si gioca male, l'esempio che mi viene adesso è la partita contro lo Spezia. Nonostante non avessimo giocato il primo tempo, nel secondo siamo riusciti a farne due. Questo Cagliari fortunatamente, e ribadisco il concetto fortunatamente, anche quando va in svantaggio non si demoralizza, anzi fa di tutto pur di riuscire ad acciuffare di nuovo la partita. Ed è questo io quello che chiedo alla squadra, ed è questo. Il risultato, per carità, conta, ha la sua importanza assolutamente, però io voglio che i miei giocatori facciano di tutto per cercare di riprendere una partita che magari sta andando male. Per esempio contro lo Spezia è successo, l'avevamo ripresa, stavamo comunque secondo me giocando male nel secondo tempo, perché secondo me sì, però intanto comunque due gol di riffa o di raffa l'avevamo fatti. Poi vabbè, la papera di prove del il gol de tacco dei Pavoletti eccetera. Sono contentissimo che abbia segnato Marin e spero che questa sia la partita di svolta per lui nel campionato italiano, che possa cominciare da qui in avanti ad inanellare una serie di prestazioni buone. Io lo spero con tutto il cuore, anche perché l'anno prossimo so 10 pippi che ce dobbiamo spendere per riscatto, quindi manco a dire che è diritto, è obbligo. Quindi se incomincia da qui in avanti a giocare bene ci fa solo un favore. Poi che altro c'è da dire? Servivano punti, servivano punti, assolutamente. Però l'Hellas è rognoso. Rispetto all'anno scorso magari è meno rognoso, perché secondo me rispetto alla stagione scorsa si è indebolito, perché ha venduto praticamente tutti i migliori. Però rimane una squadra rognosa, soprattutto per l'allenatore. E noi siamo riusciti a strappare un punto al Bentegodi in trasferta, con il top per reparto positivo, perché Godin in difesa, Nandez a centrocampo e Simeone in attacco. So comunque tre nomi importanti positivi, senza contare che poi c'è sta pure Gaston Pereiro, un as. Il centrocampo praticamente del Cagliari non esiste, perché erano solo 4 i convocati, e a maggior ragione a gennaio bisogna prendere Nainggolan, perché stiamo affogati a centrocampo. Non ce la fa, cioè non ce la famo così, non ce la famo assolutamente. Servivano punti, però non era questa la partita dove ottenere punti. Non sarà la prossima ovviamente, perché contro l'Inter, se la situazione della rosa rimane questa, ottenere un punto, anche solo un punto, sarebbe oro colato. Bisognava farli con lo Spezia, bisognava vincere, questo lo sappiamo tutti. Non abbiamo vinto, amen, non si può tornare indietro nel tempo. Oggi abbiamo fatto un punto che a mio modo di vedere è comunque importante, vista la situazione in cui stiamo, perché bisogna tenere anche conto di questo.
non deve essere una giustificante assolutamente, però bisogna anche tenere in considerazione questa cosa, perché non possiamo nasconderci dietro a un dito e pensare che il Cagliari anche con le riserve possa giocare come gioca con i titolari. È assurdo, è assurdo. Poi ripeto, non so se il Cagliari effettivamente oggi abbia giocato bene o male, perché ripeto, la partita non è che l'ho degnata tanto della mia attenzione, stava un compleanno. Però un punto l'abbiamo fatto. Adesso incrociamo le dita, perché la prossima sarà contro l'Inter e bisogna sperare di riuscire a fare almeno un punto. Io ci spero, non ci credo ma ci spero. E speriamo soprattutto che tornino i titolari, che torni Godin, che torni Nandez e che torni Simeone. Non dico tutti e tre perché sarebbe meraviglioso, però almeno uno dei tre. Se devo contare di più su qualcuno, conto su Nandez, perché secondo me è quello più importante tra tutti, che ti fa più la differenza, perché sì, per carità Simeone segna e tutto quanto, ma Nandez ti fa da collante, ti fa tutte le fasi, ha 87 polmoni. Io spero che recuperi lui. Poi prima tornano Godin e Simeone e meglio è, ovviamente. Niente ragazzi, questo è un video proprio fatto così, tanto per farvi sapere le mie impressioni su questa partita. Non ho parlato un cazzo della partita, però va bene. Mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.